do I make you wanna stay? Hate sleeping on my own, missing the way you taste. Now I'm fucked up and I miss you. Siamo a Poggio delle Grazie, siamo con Elisabetta, siamo con Benedetta, Franca e Sissi, quindi chissà perché sempre donne, tornato dalle donne, la mia grande caratteristica. Esatto, grazie. Come vedete abbiamo aperto la colomba e ognuno di noi ha una fetta, però io volevo prima parlare un attimino con Franca perché lei mi ha regalato una perla, nel senso che hai ricordato che la moglie di Loison è proprio l'artefice di questo packaging, di questa attenzione al design della confezione, è vero Franca? Sì, proprio così. A mio parere, a mio avviso, è stata una donna che ha dato quella marcia in più e ha voluto coronare e dare un vestito, un abito sartoriale. Lei ha cucito un abito ad ogni dolce che il marito prepara, perché ogni dolce per ogni stagione noi possiamo degustare, amare e vivere quotidianamente tutte le prelibatezze che Loison prepara. È vero, confermo, e la donna mette sempre un qualcosa di fondamentale nei progetti dell'uomo, e quindi anche in questo caso appunto Loison ha beneficiato di questa cosa, sicuramente noi apprezziamo molto. Adesso naturalmente apprezziamo anche questi profumi che arrivano. Allora passerei la parola un attimino a Sissi, perché tu hai guardato anche un po', come dire, gli ingredienti di questa colomba. Di questa colomba hai guardato un po'. Passione per i bugiardini delle medicine e gli ingredienti. Assolutamente, no, ho avuto una conferma, stavo cercando una conferma in realtà, cioè che ci sono tutti ingredienti di grande qualità e soprattutto riconoscibilità, cioè la vaniglia è la vaniglia del Madagascar, le arance sono quelle di Sicilia, quindi io apprezzo molto che venga comunicato. Mi fa piacere questi tuoi riconoscimenti, però adesso la palla passa al nostro produttore, anzi produttrice Elisabetta e Benedetta, perché adesso qui vi voglio. Qui arriva la sfida e lì abbiamo il nostro sfidante che è il rifermentato in bottiglia Poggio delle Grazie. In realtà è senza nome da quando è nato, è ancora alla ricerca di un nome proprio, perciò si accettano anche suggerimenti volendo. Nasce dalle uve del Chiaretto, quindi Corvina e Rondinella, siamo nella zona del lago di Garda e qua il Chiaretto la fa da padrone. Potrebbe diventare in un futuro non tanto lontano un chiaretto col fondo, quindi un chiaretto DOC con il fondo. Io parlo di questo vino perché l'ho visto nascere, sono particolarmente affezionata, certo, legata a Poggio delle Grazie e ai loro prodotti. Ricordiamo che io sono venuto qui per merito della Franca. Lo apprezzo molto, così senza nessun velo, così bello trasparente, con questo colore che è seducente. E poi quando si finisce velocemente la bottiglia, te ne accorgerai, si apre, si stappa e a breve viene finita. Gli ultimi fortunati possono anche godere di questa piacevolezza e sentire come evolve. Elisabetta, ma so che esiste anche una seconda versione di questo rifermentato. Esatto Luigi, esiste una versione di uva cortese che in Veneto si chiama Fernanda e che è un clone della cortese di Gavi, e quindi in versione bianca, 100% cortese. Noi oggi in omaggio al mese delle donne, a voi donne lo prendiamo rosa, anche perché mi piacciono questi vini rosa. Sono d'accordo, noi crediamo nel vino rosa da sempre. Qualcuno a volte ci ha detto che ne facciamo di tutti i colori, dai bianchi ai rosa, ai ramati, ai rossi carichi o meno carichi, e questa definizione un po' ci piace, va bene nel senso così, che sì, esatto, ci identifica parecchio, però il rosa resta il nostro colore preferito.